Lo scrittore Antonio Russello, un figlio illustre di Favara. Certamente oggi stiamo festeggiando l'anniversario della nascita, la ricorrenza del 100° anniversario, e in un momento particolare, dicevo poco fa, perché finalmente oggi, oltre ad aver rinnovato le cariche del centro studi, quindi aver inserito persone nuove che hanno voglia di spendersi con tantissimi giovani, oggi finalmente a Favara c'è stata, grazie all'impegno dell'amministrazione, ma dei consiglieri Cucchiara, Bellavia, Airò, dell'assessore Liotta, abbiamo finalmente la possibilità di avere il centro studi Antonio Russello, perché abbiamo assegnato dei locali di proprietà del comune e in quei locali finalmente si potrà studiare questa figura importantissima della nostra città. Antonio Russello, che è uno dei figli più autorevoli di questa città, insieme a tanti altri, Ambrosini, Marrone, il barone Amendola. Questa è dimostrazione che la nostra città è una città ricca di esperienze e di personaggi che ne rendono onore anche a livello nazionale e oltre. Il centro studi ricorda 101 anni dalla nascita di Antonio Russello. Sì, Antonio Russello è uno scrittore di grandissimo valore. Noi vogliamo ricordare che ha scritto libri come La grande sete, La luna si mangia i morti, libri che vanno letti per poter approfondire quello che è le battaglie per la nostra città, per cambiare Favara. Antonio Russello, come Sciascia, affronta fortemente il problema della legalità. Infatti nella Luna si mangia i morti, la protagonista che era prima la moglie di un mafioso, quando il mafioso viene ucciso, lei sposa il maresciallo e quindi c'è la scelta, l'abbandono della mafia e la scelta della via della legalità. Antonio Russello va fatto conoscere alle nuove generazioni, infatti l'obiettivo della nuova dirigenza è quella di fare un grandissimo centenario, una manifestazione grandiosa in collaborazione anche con le scuole di Favara. L'altra vicepresidente, voglio ricordarlo, è Giada Attanasio, che è anche la vicepreside dell'Istituto Magistrale Martin Luther King. Russello forse ha bisogno di essere più conosciuto e valorizzato proprio nel suo territorio. Io dico che a Favara ancora ci sono gente laureata che non ha letto mai un libro di Antonio Russello, anche se noi dal 2000, da circa 20 anni, ci lottiamo per fare conoscere questo scrittore. Però dobbiamo dire che molti libri di Antonio Russello sono arrivati alla seconda edizione, che già le testate nazionali parlano di Antonio Russello, che è la strada del scrittore, che Russello è uno degli scrittori titolare della strada degli scrittori, per cui il suo nome già incomincia a circolare e viene riconosciuto per quello che è un grande scrittore, con una forma, con uno stile che lui stesso chiama impervio, ma che va studiato dalle università italiane.